Protestare sicuramente è sacrosanto, mai come in questo momento è sacrosanto, perché in effetti metà italiani non hanno lavoro, c'è gente che muore di fame. Prima avete fatto una trasmissione di gente che deve andare a prendere un piatto di pasta asciutta e non c'è. E quindi voglio dire, è che la colpa non è di chi protesta, ma di questa classe politica in cui non siamo stati in grado di dare una risposta, mi pare evidente. Ma la protesta non ci azzecca niente, direbbe il vecchio Di Pietro, con la violenza, con le minacce, con l'utilizzo strumentale dell'azione di protesta per mandare tutto all'altro paese, perché questa mi sembra che faccia soprattutto male a quei disperati che attraverso il loro diritto sacrosanto di scioperare e di protestare fanno sentire le loro ragioni. Io credo che le prime vittime di quel che sta evolvendo in questo momento della protesta siano proprio coloro che sono disperati, perché mai come in questo momento io penso che ho sentito prima il direttore Sallusti, domani piove, mi trovo d'accordo pure con lui, domani piove, cioè vale a dire, ha detto una cosa, io sto dalla parte della protesta, ho fatto il poliziotto, faccio il contadino, quindi quando sento il contadino che si lamenta, l'autotrasportatore che si lamenta, nessuno nega il diritto in Italia, poi non nessuno, ma al di là di questo, sprangare le vetrine, i negozi, bloccare le autostrade, io sto dicendo una cosa di più. Sto dicendo che mai come in questo momento è necessario far sentire la propria voce. Quello che non va bene è la strumentalizzazione che se ne sta facendo in questo momento e soprattutto chi si infila lì dentro per dargli una coloritura politica e partitica che già azzecca niente. C'è di tutto lì all'interno, c'è di tutto, c'è persone per bene come quelle che vediamo insieme ecco perché io dico, per favore, chi si lamenta, isoli questi protestatari, isoli questi violenti, isoli queste persone che non ci azzeccano niente con il dolore, ma sono semplicemente persone che hanno problemi mentali, allora, lei nella prima protesta dei Forconi era presente? C'era. Non solo nella prima, ma ci sono anche nella seconda, insieme a quelli che protestano, perché ci sono gli agricoltori, gli autotrasportatori, i meccanici. Poi a un certo punto, man mano, mentre ci stavano le persone che protestavano perché si lamentavano delle cose più essenziali che gli venivano a mancare, ci si è cominciato a infilare quello che non ci azzeccava niente con la protesta e che veniva lì soltanto per strumentalizzarli, per minacciare, per sfogare i propri stili, perché c'è gente che ha bisogno di sfogare i propri stili come succede nelle curve dello stadio. E soprattutto quando siamo stati, io ho cominciato dalla Sicilia a incontrarli e ancora ad oggi li sto incontrando, noi dell'Italia dei Valori stiamo lì in mezzo alle piazze insieme a loro, però ogni tanto ci vediamo dei gruppetti che con la protesta non ci azzecca niente, sono gruppetti che sono organizzati attraverso Facebook, attraverso chi li gira di dietro, appositamente per strumentalizzare la protesta, per fare in modo che si passi dalla protesta a qualche macchina incendiata, macchina rotta, che si sfascia alla fine la testa. E siamo all'anticamera degli anni 70 in questo modo. All'anticamera degli anni 70. Ci sarà sempre qualche macchina che succede questo. Purtroppo siamo alla farsa, la prima volta è stata una tragedia, adesso ahimè una farsa. Ma fino a quando non ci scappa la testa rotta, perché il dramma è che prima o poi ci scappa la testa rotta.